È solo questione di tempo. Carissimi, sembra ieri che ci si trovava in questi locali ad accompagnare gli ultimi irriducibili affezionati alla porta, dicendo a malincuore: ci vediamo il prossimo anno. Pacche sulle spalle, abbracci e promesse di ritorno. Ma si sa, in tutte le cose c'è un inizio e una fine, un benvenuto e un arrivederci. Arrivederci perché chi c'è stato a Col San Martino ci ritorna. Perché qui non si respira solo aria di mostra, c'è ben altro. Oltre al nostro simbolico portone, c'è un paesaggio incantevole che attende il suo posto nel patrimonio dell'umanità. Una speranza che vibra nei cuori di chi questo territorio lo vive e lo calpesta ogni giorno. Nei cuori di noi locali, che tuttora ci facciamo raccontare le meraviglie dei nostri paesaggi da chi ci guarda con rispettosa invidia. Ma è solo questione di tempo. Questa promozione arriverà. Arriverà e come? Con le nostre bollicine in calice, vi aspetto con orgoglio alla 63esima mostra di Col San Martino. Il presidente Luciano Stival. Da 10 anni seguo la mostra come sindaco, la seguivo prima logicamente come cittadino, la seguirà anche dopo sicuramente. L'emozione che ho visto nel Presidente è data dal fatto che proprio vive sempre come la prima volta questa esperienza. So quanto si è dato da fare in questi mesi per poter organizzare questa mostra, oltretutto con il rinnovo delle cariche all'interno della Pro Loco, con dei cambi che ci sono stati eccetera, e quindi veramente un grazie di cuore alla Pro Loco di Col San Martino per quello che sta facendo per la comunità di Col San Martino e per tutta l'area del Prosecco sicuramente. Se non ci fossero stati questi uomini e donne della sinistra Piave, oggi non avremmo questo fenomeno, che è un fenomeno non solo economico, che vale circa 5 miliardi di euro il comparto del vino veneto, ma anche un fenomeno di natura turistica. Pensi solo che la prima industria in Veneto è il turismo, con 17 miliardi di euro, e la destinazione turistica che cresce di più anche quest'anno è quella del Prosecco. Quindi il merito di questi valorosi cittadini che si sono spaccati, come dico sempre io, la schiena e sono fatti i calli e le mani per coltivare delle colline che erano incoltivabili, perché basterebbe andare a vedere senza meccanizzazione che fatica hanno fatto. Quest'anno ho voluto cimentarmi su un sviluppo delle nostre colline, dei nostri vigneti, inserendo dentro la chiesa tradizionale nostra di San Vigilio, che è il simbolo della Pro Loco di Col San Martino. Allora, partendo da questo assunto, dalle nostre colline che sono veramente un giardino per i nostri viticoltori, bisogna anche ringraziarli di quello che fanno, come ha detto prima il governatore Luca Zaia, ringraziarli perché tengono i vigneti che erano boschi e li tengono come giardini propri e coltivano delle specialità del Prosecco che sono ammirevoli e sono degustate in tutto il mondo ormai. Il premio questa volta va a un altro ragazzo che per anni è stato dentro il consiglio della Pro Loco, si chiama Enrico Omar, un bravo ragazzo. Il premio Enrico Giotto, che lui, mi ricordo 20 anni fa, voleva assolutamente che questo vino non andasse perso. Voleva per forza di cose tenerlo, perché faceva parte della nostra cultura, della nostra tradizione. Quando tutti quanti parlavano che questo vino non aveva storia, lui invece si è puntato e ha detto no, questo vino deve rimanere. E a lui è stata dedicata la sala del secco amabile, del vino della tradizione. Da soli non si va da nessuna parte, se noi ci mettiamo insieme e collaboriamo per Col San Martino, secondo noi riusciamo a portare questo paese agli onori che gli aspettano. You